Allora, questa chi è? Chi è quella? A fianco di me chi è? Chi è? È una donna, di nome? Di nome? Elena? Sofia? Elena Sofia, dici? È lei? Gli hai fatto la foto? Carnevale 2025! Un cordiale saluto dal vostro caro amico Stefano Grigio. Guardate qua, oggi in compagnia Andrea, che il mese prossimo compie gli anni. Quanti anni compi? 52. 52. Cosa ti vesti da carnevale? No, mi vesto la carnevale. Ogni scherzo vale? Ogni scherzo vale, mi vesto il 54. Ecco, e cosa ti vesti? Io mi vesto da Befana, e te? E io mi vesto da principe, da arlecchino. Ed Elena Sofia come si vesterà? La suora. Mette la veste e fa Dio che ci aiuti. Perché ha fatto il film Dio che ci aiuti. Bravo Andrea. Ha fatto il film Allora ti piace questa casa? Bella. Ho modificato un po' di roba. Ho cambiato la pasticceria e l'ho messa in alto. Ho tirato via il bar cinese che era morto. Morto. Rumeno. Dopo ho preparato la torta. Te sei a posto con i suoi? Dopo ho preparato. Te che muccio di suoi? Guarda la caserma dei pompieri. Si era rotto la macchina dei carabinieri. Orco. Mi dispiace. Non mi parte più il motore. Non parte più la carica. Non mi parte più la carica e infatti c'è il meccanico che sta riparando. La sta riparando. Poi c'è la squadra dei vigili del fuoco, lo studio televisivo con la polizia. In autofficina, bene? Va. Mi vuoi fare un po' ieri ho c'è una botta in testa. Bene cari amici telespettatori, un cordiale saluto da Stefano Grigio. Allora siamo in diretta, quest'anno saremo al Festival di Sanremo, ma attenzione perché c'è una grande novità. Io non sarò a Sanremo, al Festival di Sanremo, lo sarò, però sarò qui a Padova Veneto, dove condurrò la regia televisiva a una grande donna, una donna che ha compiuto 44 anni come me, la mitica bella Bianca Guaccio. Anche perché Carlo Conti, io avevo fatto una volta raccomandati, Carlo Conti c'è già la regia di Sanremo, ci saranno i camion, le preparazioni dove loro prepareranno tutte cose. Io anni fa, quando c'era la mia zia al mondo, andavo al Festival di Sanremo, andavo con Luigi Arca, DJ Jean-Marc Leon che è morto purtroppo, poi con Bruno Salvi e con tutto il suo staff. Insomma, io anni fa andavo a Sanremo. Quest'anno invece per la prima volta in esclusiva totale dalla regia mobile qui da Padova Veneto, Stefano Grigio conduce tutta la rete RAI con il direttore vecchio Stefano Coletta, ma adesso non c'è più Stefano Coletta, c'è Stefano Grigio, e poi c'è la regia, la prima festival, così perché sai, Amadeus è andato sul canale 9 chiaramente, e allora Stefano Grigio non va più lui a Sanremo a pagare i biglietti a Roma Termini, roba tutto quanto, trasmette qui da Padova Veneto. Intanto c'è la televisione mondiale, vedete il ricordo della mitica Raffaella Carrà, eccola qua, vedete? Eccola qua, guardate qua. Questa è una donna. Eccola qua. Vedete, questo qua è il carnevale, che ci sono già le telecamere che stanno riproducendo il carnevale, eccolo qua, e questa è la mitica Raffaella Carrà, ricordo, questo è il carnevale, ci sono i carri mascherati e tutto quanto, e qui abbiamo preparato gli auguri per la festa di carnevale, ok?